Telespettatori di Penalty, ben trovati ed auguri di buona Pasqua. Puntata decisamente pasquale quella di oggi, non vedremo immagini, non conosceremo risultati anche perché i campionati sono fermi, pertanto dedicheremo i nostri 60 minuti sportivi solo ed esclusivamente ai nostri faccia a faccia che abbiamo realizzato in questa stagione 2023-2024. Pertanto buona visione e poi ci vedremo per i saluti finali. Nel nostro faccia a faccia, in questa puntata, ospitiamo Ivan Mazzabuto, presidente della Paterno Calcio. Salve Ivan, ben trovato. Grazie dell'invito. Cercheremo di raccontarti attraverso 7 domande. La prima è di impatto. Cosa ti ha spinto ad accettare questa nuova sfida dopo, insomma, una retrocessione? Ritornare ancora una volta a portare il Paternò in Serie D? Sicuramente la passione per questa maglia, per questi colori. Non è facile mandare giù una retrocessione anche per come è avvenuta e da subito ho avuto l'istinto proprio a fine gara in sala stampa di dichiarare tutto il mio impegno per riportare il Paternò in Serie D. Quando costruisci insomma, un progetto, in questo caso una società di calcio, scegli prima gli uomini e poi gli obiettivi o viceversa? No, diciamo che si ha un obiettivo da raggiungere, no? Però poi per il raggiungimento hai bisogno delle persone. Come dico spesso, le aziende e le società le fanno le persone e sono loro che determinano il buon esito o meno del raggiungimento dell'obiettivo. Una volta diciamo che il presidente sceglie le persone, comunica quali sono gli obiettivi della società, qual è la filosofia societaria, deve cercare di metterli nelle condizioni migliori per poter operare nel rispetto dei ruoli, perché ognuno deve svolgere il proprio ruolo. Io faccio il presidente, il direttore deve fare il direttore, l'allenatore fa l'allenatore. Ed è molto importante affinché le cose possano andare per il verso giusto. È un gioco anche di puzzle, ognuno nel posto giusto per un percorso lineare. Sì, perché se capita che ci intromettiamo, ognuno nei compiti che non ci spettano, ovviamente vuol dire che qualcosa non funziona. Ti sei mai sentito tradito da qualcosa nell'ambito professionale? Sportivo? Certo, chiaro. Tante volte capita un momento di amarezza quando vedo che la città non risponde per come dovrebbe rispondere. Quest'anno noi stiamo facendo un grande campionato, sicuramente mi aspetto che la città risponda meglio. Non parlo degli ultras o dei tifosi che vengono dalla sempre gente allo stadio, comune, ma proprio dalla città, dai professionisti, dagli imprenditori, dalla gente che magari quando sei per strada tutti ti danno la pacca sulle spalle, si informano, chiedono, sono contenti che il Paternò vada bene. Però lavoresti più vicina. Però non vengono allo stadio, ecco, oppure perché magari preferiscono fare altro. Questa è la cosa che forse un po' mi dispiace di più. Cos'è per te la parola lavoro e sacrificio? Sono due parole importanti. Per fare bene le cose bisogna sapersi sacrificare, perché altrimenti non raggiungi gli obiettivi che tu ti sei prefissato. Quindi rinunciare anche a qualcosa. Assolutamente sì. Che spesso e volentieri è anche quella familiare, però poi dopo confrontarsi anche con chi lavora con te quasi quotidianamente, no? Sì, deve essere un rapporto quotidiano perché ci dobbiamo scambiare le informazioni, ognuno deve dare il proprio contributo secondo anche le proprie esperienze e i propri ruoli. Hai qualche rimpianto? Perché tu sei stato anche un calciatore.
Quasi quasi la mia domanda è la seguente: avresti voluto fare più il calciatore, oppure poi alla fine la scelta di diventare imprenditore è stata quella più naturale e anche quella più logica? Beh, come ogni bambino mi sarebbe piaciuto fare il calciatore, solo che i miei piedi non erano abbastanza buoni per poterlo fare e allora ho ripiegato per fare, almeno in dirigenza, ecco, fare il presidente. Fare il presidente, è vero. E in questo caso l'equilibrio quanto è sufficiente per avere tutto sotto controllo? Non Perché si può poi alla avere- fine ogni giorno ti scontri con tante Certo, realtà. non si può avere tutto sotto controllo. Il segreto forse è avere collaboratori come i miei che riescono a svolgere il proprio compito anche al posto tuo, come se fosse proprio loro. Questo forse è il segreto, riuscire a scegliere le persone giuste da poterti affiancare. Quando hai pensato di sognare un tuo momento importante, lo hai pensato insomma da solo, da condividere solo con te stesso, oppure proprio per un tuo carattere eri pronto a condividerlo con qualcuno? Ma il bello di ogni successo è condividerlo. Se tu vinci e sei da solo, con chi festeggi? È vero, è giusta questa risposta. Bene, abbiamo cercato di carpire un po' quelle che sono le tue caratteristiche. Adesso non rimane che l'ultima domanda del faccia a faccia, quella che insomma chiude la puntata. Se nella tua scatola dei ricordi dovessi tirare fuori qualche cosa, qual è la cosa che rimarrà per sempre nella tua mente? Diciamo che a livello sportivo è quella che è accaduta adesso. La vittoria di Coppa. La vittoria di Coppa, perché come ho detto tante volte è una vittoria storica, perché è la prima Coppa che arriva a Paternò. Solo quella? Oppure porti insieme alla Coppa attuale qualche cosa che fa parte anche della tua adolescenza, perché c'è sempre nella valigia dei sogni qualche oggetto che rimane sempre nella memoria. Ma guarda, ricordo tra i miei oggetti preferiti la maglia di quando ho fatto il primo gol in un campionato di promozione. Quindi ritorni nel passato, sì, a dimostrazione sì. che il pallone ha fatto sempre Certo. parte della tua vita. Quindi una maglia che tieni ancora possibilmente gelosamente Sì, certo, custodita. assolutamente. Grazie Ivan, in bocca al Grazie a lupo voi. per il tuo proseguo della stagione. Grazie. Abbiamo dunque concluso qui lo spazio del nostro faccia a faccia. Appuntamento al prossimo. My best friend's always late, she just moves with the weather. She guides me with her patience and we breathe in together. Some mistakes turn little wisdom when we move with the weather. Bentrovati con il nostro faccia a faccia, oggi con Tommaso Napoli. Ciao Tommaso, ben trovato. Ciao, È Ettore, un grazie. faccia a faccia per cercare di capire anche altri lati, non soltanto calcistici, di questo ex calciatore, ma di grande uomo di sport che è Tommaso Napoli. Allora, la prima domanda: passione, dedizione e sacrifici, serve altro per emergere anche nel calcio moderno? Anche un pezzo di fortuna, perché quello non guasta quando si dice prendere il treno a volo, però Trovarsi già al posto giusto nel al momento posto giusto. al momento giusto. È facile arrivare, è più difficile rimanerci. Per cui tu hai usato anche
la parola sacrificio, abnegazione, grande umiltà, perché a certi livelli devi saper stare anche al posto tuo. Ripeto, non è facile. Non è facile. Quali sono state le linee importanti che hanno costruito il tuo percorso da allenatore? Allora, inizialmente mi sono ritrovato che avevo vinto l'ultimo campionato, avevo quasi 38 anni, con l'Isernia, l'unico campionato nei dilettanti, perché ho fatto 9 mesi a Isernia e poi gli ultimi 3 mesi a Milazzo, ed eravamo pure primi in classifica, vincendo il campionato dalla Serie D alla Serie C. E a un certo punto ho deciso, volevo ancora continuare perché stavo anche bene fisicamente, però ho deciso di voler intraprendere un ruolo nuovo. Un nuovo percorso. Un nuovo percorso, esatto. E di conseguenza ho detto provo, vediamo se fa per me, perché tante volte uno pensa ma magari è tutto l'opposto di quello che pensi. E devo essere sincero, mi è piaciuto, per cui ho fatto l'allenatore e il giocatore in promozione, facendo anche dei buoni risultati, e poi l'appetito mi è mangiando perché ti piace, stai a contatto con i giovani, cerchi di insegnare calcio, perché tante volte pensano i ragazzi che siano già bravi e sono pronti. E invece non è così, perché c'è un lavoro, ecco perché quando dico tante volte la parola dilettanti e professionista non è soltanto nei comportamenti, ma anche nel lavorare. Tante volte si vedono delle partite che è talmente, sembra talmente semplice il gioco del calcio, ma non è così. Non è così. Ma perché sono bravi tatticamente, scusami, sono bravi anche nel giocare velocemente, giocare a 2 tocchi, cosa che magari nei dilettanti tante volte si vedono persone che portano tanto il pallone in giro per il campo. Beh, è un altro calcio rispetto a quello dei professionisti. In un mondo dove nel calcio i risultati sono la cosa più importante, secondo te c'è ancora spazio per il valore dell'amicizia anche tra compagni di squadra? Ma se viene a mancare questo, penso che viene a mancare tanto. La competizione, penso sana, penso che all'interno di un gruppo fa crescere sia dal punto di vista della qualità del lavoro, per cui un allenatore si ritrova con giocatori che lavorano al top, al massimo, per cui io penso che la competizione ci sta, l'amicizia è una parola grande, fondamentale, una parola importante, per cui ci deve essere sempre. Hai avuto modo anche di riscoprire un altro tipo di amicizia anche con i tuoi ex compagni? Sì, anche al di fuori dal calcio. Diciamo un'amicizia più matura forse? Sì, ad esempio uno dei tanti amici che io ancora ci frequentiamo anche con le famiglie, è Rosario Compagno, ma ne ho anche tanti altri, per dire, anche ex compagni, lo stesso, anche se magari non ci vediamo giornalmente, ma ci sentiamo, per dire, lo stesso Peppe Signori, Roberto Rambaudi, tanti altri. Ne ho un altro che siamo stati insieme ieri, che è venuto a Palermo con la compagna, che si chiama Antonella Altamura. No, ne ho tanti. Hai trasformato quell'amicizia goliardica da calciatore ad un'amicizia più matura. Ma senza pensare a tutti gli amici del vecchio Licata, perché in un'intervista l'ho detto, prima ancora di essere squadra bravi all'interno di un terreno di gioco, noi eravamo fratelli fuori anche dal terreno di gioco. Che bella cosa che stai dicendo. Eravamo sempre insieme, uniti, compatti, quasi eravamo un modello, almeno in Sicilia eravamo un modello per tutte le altre squadre. Confermo. Perché eravamo uniti e compatti, poi tutti i siciliani, ancora di più. Eravate la nazionale proprio siciliana a tutti gli effetti. E ancora tuttora noi ci frequentiamo, ci incontriamo, e ci siamo incontrati per Capodanno. Ma se per caso ti potesse capitare un'occasione quasi fiabesca, le lancette del tuo orologio tornassero indietro nel tempo, ti continueresti a fidare sempre delle stesse persone, oppure qualcuno forse probabilmente gli metteresti una X
e lo cancelleresti subito? Allora, innanzitutto se potessi... Non è una domanda cattiva, no, per carità di Dio, non è. Rispondo anche con molta tranquillità e serenità. Se potessi ritornare indietro col tempo, ancora prima di andare a mettere delle X o tranciare proprio, mi piacerebbe ritornare ad essere nuovamente calciatore, perché l'ho sempre amato questo. La tua più grande emozione? Quando io vedo tanti ragazzi che hanno la possibilità e che non tirano fuori quel di più per fare quello che tutti da ragazzino abbiamo sempre sognato. Io dico sempre che è una linea di partenza dove ci saranno milioni e milioni di bambini che partono, ma su tanti milioni di bambini magari sfondano nel mondo del calcio quello vero pochissimi. Assolutamente, la percentuale è bassissima. Per cui pagherei soldi per ritornare ad essere nuovamente giovane e rifare tutto quello che ho fatto da calciatore, e magari anche meglio rispetto. Però diciamo che nel nostro mondo ci sono anche dei personaggi dove bisogna mettere non una X, forse anche una croce, detto in tranciarli proprio, siciliano, però fanno parte del nostro cammino, fanno parte del nostro percorso e bisogna accettarli. Bisogna accettarli, e soprattutto magari con l'esperienza maturata, perché tante volte si è giovani, con l'esperienza maturata magari non si rifarebbero tanti errori che magari abbiamo commesso. Ma quelli si fanno anche perché c'è un po' l'incoscienza, forse, allora, no? Dell'adolescenza, della gioventù. Ma soprattutto, ad esempio, io, magari tanti non mi conoscono, perché parliamo ormai di... Ho smesso ne ho 56, per cui ho smesso a 38, 28 anni fa, e magari tanti giovani non mi conoscono nemmeno. Ad esempio, io in Serie A litigai con Pasquale Casillo, il presidente, anche avendo ragione, ma non perché lo dico qui, perché ahimè lui non può nemmeno rispondere perché non c'è più, buonanima. Però magari se in quel momento lì, anche se avevo ragione, forse rimanevo in silenzio. Contavi fino a 10? Ma quel giorno lì ho contato anche fino a 50. Ah, addirittura. Ho contato quindi anche fino a 50. Da parte tua c'era quella disponibilità? C'era quella, perché anche se avevo 22 anni, 22, 23, 22 penso, ero anche un ragazzo abbastanza maturo, perché la vita mi aveva riservato una brutta sorpresa. Mi sono ritrovato all'età di 19 anni senza più mio padre, perché è morto faceva 43 anni il mese successivo. Lui è morto a luglio e faceva 43 anni, per cui sono dovuto diventare grande subito, perché mi sono ritrovato con una famiglia a carico, per cui ero anche un po' più maturo del previsto. Certe volte i fatti aiutano a crescere. Esatto, però ripeto, forse dovevo contare invece fino a 50, magari dovevo contare fino a 100, visto che non è stato poco quel contare, però non so se lo rifarei nuovamente. Questo forse non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, perché poi tante volte sono le coincidenze. Sì, è vero. Mi sono ritrovato 5 mesi fuori rosa, per cui sono ripartito nuovamente dalla Serie B, però va bene, ormai acqua passata, e soprattutto guardiamo a quello che è il nostro futuro. Che è vero, il passato lo conosciamo benissimo, mentre invece conosciamo poco la famiglia, gli affetti. Ecco, sono le cose che sono fondamentali per la crescita di un percorso anche chiaramente professionale, e sono cose che sono diventate per te certamente riferimento continuo. Ma quello principalmente, perché la famiglia è tutto. Poi oltretutto io l'ho costruita giovanissimo, perché avendo perso poi mio padre volevo costruire la famiglia anche come equilibrio. Sì, ringraziando a Dio ho trovato la persona giusta, la donna giusta. Sono adesso 34 anni di matrimonio. Sei anche nonno? Sono nonno, diventato nonno da quasi 11 mesi, diciamo 10 mesi e mezzo, penso che sia la gioia più bella, perché prima magari fantasticavo, adesso è la realtà, e devo dire che diventare nonni penso che sia una delle cose più belle della vita.
Ti completa. Esatto. Ho 3 figli meravigliosi, una si è sposata che mi ha dato la gioia di diventare nonno. Un'altra, poi ho 2 gemelli, uno fa il camanimatore e uno molto quotato. Ed è in giro sempre per il mondo, infatti in questo momento si trova in Madagascar. Non fai il calciatore, insomma. Lo ha fatto, poi ha capito che è un mondo un po' tutto particolare perché è cambiato tantissimo. Meglio fare l'artista allora. Sì, bravo. Meglio fare l'artista, condivido questo suo pensiero. Ed è uno dei 2 gemelli, la gemella, e invece è laureata in scienze motorie, insegna, è stata nel mondo della pallavolo, prossima anche a sposarsi, per cui con la speranza che mi aumentino anche. Quindi un quadro i nipoti. famiglia certamente Sì, di sì, grande la qualità cosa e più quantità. bella, quello è stata la cosa più bella che ho costruito, diciamo il gol più bello. Il gol più bello. Il gol più bello, È esatto. vero. Allora, per chiudere questo faccia a faccia, un messaggio di Tommaso Napoli a chi vuole diventare allenatore. Allora, innanzitutto ci vuole molta pazienza. Ascoltare tutti, ma decidere sempre con la Di testa propria. Di testa propria, anche perché tante volte quando ascolti gli altri poi magari non va bene. Se fai la formazione falla, se sbagli, ma hai sbagliato con la tua testa. Giusto. Ma soprattutto ci vuole molto studio, perché Soprattutto in questo calcio moderno. in questo calcio moderno è cambiato tanto, già anche nei vocaboli. Prima una volta si diceva possesso palla, non possesso palla, adesso transizione positiva, transizione negativa. Tutti i vocaboli sono cambiati, è vero. Chi vuole arrivare deve essere sempre Aggiornato. non soltanto dal punto di vista di quello che è lo studio dell'allenatore, ma anche andarsi a vedere le partite quando uno magari non si allena, andare a vedere sempre dei giocatori, ma in tutte le categorie. Sì, perché è vero. io dico che ci sono tanti ragazzi bravi anche nelle categorie inferiori, Che magari sono stati più sfortunati di altri. o che magari non gli si è data la possibilità Sì. di poter, perché tante volte gli allenatori abbiamo un brutto vizio, che è quello di volere sempre le squadre formate da giocatori importanti, Quando invece quando invece io dico sempre che i giocatori importanti sono una buona base, ti aiutano. ti aiutano tanto, ma andare a trovare anche dei giovani che hanno tanta voglia di emergere, tanta voglia di arrivare in alto, che hanno passione, perché senza fare nessuna critica, Se non hai passione, il giovane di adesso è un po' tanto diverso dal nostro ha altri essere, interessi anche. ha altri interessi, e soprattutto chi ha fatto il professionista per circa 20 anni, la prima cosa che non è che ti insegnavano, ma la prima cosa che ti dicevano è quello di: ci sono 70.000 spettatori, non devi ascoltare niente, devi stare lì dentro il campo Concentrato. e devi lavorare all'interno del campo, perché se portare a cominci, casa il risultato. se cominci a fare polemiche oppure parli con il tifoso, Non te ne esci più. no, ma oltre che non te ne esci più, è una battaglia già persa in partenza. È vero. Per cui devi dimostrare sempre di essere. Per cui, ritornando anche all'allenatore, dico che siamo dei masochisti. Perché? Perché non ce lo ordina il medico, come si suol dire. Anche Di si prendersi vince- questa brutta bega. Si vince e forse sei l'ultimo ad essere magari elogiato, ma che ci sta, perché io dico sempre che i calciatori sono gli attori principali. Chiaro. Ed è giusto che sia così, l'ho fatto anche io il calciatore. Per cui il merito lo si dà sempre in un secondo tempo. Si perde è l'allenatore. Per cui A pagare è sempre lui. e poi a Coverciano la prima cosa che ti dicono è che siamo gli uomini soli con la valigia in mano. Allora, io ti ringrazio, è stato un piacere scoprire tante cose belle della tua vita, dei tuoi progetti. Io ringrazio te per l'invito e come mi hai detto, con l'augurio sempre di allenare, principalmente sempre con il sorriso e la passione, perché se viene a mancare passione e sorriso, Manca tutto. forse è meglio anche tirarsi fuori E via fare un'altra e cosa. fare un'altra cosa. Grazie a Tommaso Grazie a te. Napoli. Noi chiudiamo qui questo nostro faccia a faccia. Appuntamento al prossimo.
Oggi nel nostro faccia a faccia un giornalista sopra le righe, non soltanto un giornalista sportivo, ma un giornalista che si occupa anche di sociale e di politica. Con noi Anthony Di Stefano. Ciao Anthony, ben trovato. Ciao Ettore, grazie, con grande piacere, grazie dell'invito. Voglio parlare di te non soltanto di calcio, intanto perché vorremmo scoprire anche tanti lati che magari qualcuno non conosce. Allora, prima domanda riguardante però il calcio, che da un paio di anni a questa parte comunque è diventato per te il tuo pane quotidiano, o sbaglio? Ma guarda, in realtà dal punto di vista della carriera professionale nasco col calcio e poi però è chiaro che ti abitui o ti viene chiesto anche di occuparti di altro. E devo dirti, in quello che oggi è un mestiere, una professione, insomma, ognuno la identifica come vuole, che un po' ha smarrito anche il senso nella sua missione, nella sua vocazione, eccetera, eccetera. Forse devo dirti che paradossalmente col calcio, nonostante le difficoltà che ci sono, perché ci sono anche lì, però riesce a ritrovare ancora quella dimensione che era originaria, no? Che non è soltanto per il racconto del campo, ma è anche per tutto quello che c'è di contorno. E questo tu lo fai benissimo, anche i rapporti che si vengono a creare con le dirigenze, con i tifosi, perché con i tifosi noi giornalisti, piaccia o non piaccia, abbiamo un rapporto di amore e odio, perché quando le cose vanno bene siamo tutti trionfanti, quando le cose vanno male basta una virgola fuori posto e non un termine fuori posto per metterti contro magari una piazza. Fa parte del gioco. Io credo però, Ettore, che su una cosa credo che dobbiamo insistere, nel senso che se tante volte raccontiamo, scriviamo, ci mettiamo la faccia per alcune cose, non lo facciamo in malafede. Assolutamente. Lo facciamo perché poi il nostro compito è quello di raccontare quello che vediamo. La verità. Quindi, per Ma carità. è un calcio malato quello che insomma stiamo vivendo, non soltanto nel mondo dilettantistico, ma anche nel mondo del calcio professionistico. È un calcio che ci fa soffrire proprio perché forse è malato dentro? Ettore, è un calcio che quando ha deciso di mettere al centro di tutto i soldi, è chiaro che ha guastato Ha perso tutto. la poesia. Certo, perché Ettore, in ogni cosa, che piaccia o non piaccia, in cui a farla da padrona sono i soldi, è chiaro che lì non puoi trovare tutto che sia chiaro, tutto che sia romantico. Poteva andare bene una volta, non che una volta i soldi non ci fossero, ma erano comunque rapportato anche a quello che veniva fatto. Tu che sei un esperto dei campionati minori, ma tu ricordi cos'era una volta il campionato di interregionale, quella che è oggi la Serie D? È vero, era un'altra cosa. Era, Ettore, un campionato, io ricordo da ragazzo, quando veramente cominciavo con la penna a scrivere i primi pezzi, dove c'erano dei giocatori di personalità, lì si parlava in lire, non si parlava di euro, ma c'era un rimanere con i piedi per terra, c'era una dedizione al sacrificio, al lavoro. C'erano dei contratti che valevano non perché scritti, ma perché c'era una stretta di mano dove tu in quella stagione potevi guadagnare 100 milioni. Anche perché la figura dei dirigenti era totalmente diversa rispetto a quella che adesso invece esiste nella realtà dilettantistica. Oggi non potresti mai avere certi personaggi prima ancora che dirigenti, ma quei giocatori di quel tempo non pesavano tutto su quello che guadagnavano. Oggi non me ne vogliano tanti, ma è un dato di fatto. Ma non vale per tutti, ci mancherebbe altro. Per fortuna le eccezioni ci sono e ce ne sono anche tante, ma oggi ogni volta che ci si siede a parlare con qualcuno è sempre soltanto per capire quanto si guadagna, quante ore libere si hanno. Non si prospetta più una visione, dove vuole arrivare questa squadra, come posso crescere, dove posso arrivare. È francamente tutto mortificante. Ma questa visione del calcio è legata al fatto anche che forse comunque i giovani di oggi hanno una lettura della vita totalmente diversa rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa? Ettore, per carità, non sono qua a fare la morale, perché l'ultimo che potrei farla sono io. Però è chiaro che gli esempi che oggi vengono fuori quali sono? Oggi gli esempi che vengono fuori dal mondo del pallone sono questi. Sono quelli per i quali anche noi come giornalisti i nostri titoli sono che X ha firmato un contratto da 10 milioni di euro all'anno, sì, è riuscito ad aumentare l'ingaggio grazie al suo procuratore. Oggi tu hai il calciomercato della scorsa estate, con l'invasione araba, numeri che sono... Ha sconvolto tutti. Sono dei numeri imbarazzanti, sono dei numeri che non stanno né in cielo né in terra, che gridano vendetta per chi davvero non riesce ad arrivare alla fine del mese. Ripeto, l'ultimo a dover fare la morale sono io. Ma non è concepibile, perché non diventa più calcio. Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di business, stiamo parlando di divertimenti, ma non è più calcio. Non è più calcio.
Per cui è chiaro che viene difficile anche a noi raccontare. Quanti episodi che possono fare storia noi oggi possiamo raccontare, Ettore? Pochissimi. Del passato rimangono tante storie da raccontare. Oggi si gioca ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, quindi la partita precedente già l'hai dimenticata e sei proiettata a quella prossima. Non ti ricordi contro chi hai giocato un mese fa. È brutto questo. È Molto, brutto questo, no? molto brutto. Molto pagina, perché adesso voglio anche parlare di Anthony Di Stefano, giornalista che vive il sociale, vive la politica del territorio. Ti è costato insomma essere presente per conoscere fatti e documenti del tuo territorio? No, non mi è pesato, mi è servito a capire come funziona un meccanismo che io credevo di conoscere perché lo raccontavo. In realtà lo puoi capire fino in fondo come in tante cose, se non come in tutte le cose, standoci dentro. E anche la mia esperienza in prima persona è stata una palestra che mi porterò per sempre, indipendentemente poi da quello che un giorno sceglierò di fare o non fare. E devo dirti che mi è servito moltissimo a capire che anche noi giornalisti dobbiamo essere un po' più smaliziati nell'affrontare certi argomenti, perché non possiamo fermarci soltanto alla facciata, perché altrimenti anche noi rischiamo di fare male il nostro lavoro. Mi riferisco al fatto che quando io pongo il microfono ad un rappresentante delle istituzioni o scrivo qualcosa su quel rappresentante delle istituzioni, non devo fermarmi al primo acchitto, ma ho il dovere, e tante volte probabilmente anche noi per 1000 motivi non lo facciamo, ho il dovere di indagare fino in fondo, perché altrimenti prendiamo in giro noi stessi e prendiamo in giro la cosa più importante. Chi legge? Chi ci legge o chi ci guarda in televisione, guarda. perché lì aspetta che tu gli dia la notizia. Chiaro. Ma se tu ti fermi lì probabilmente non fai un buon servizio, per cui ti devo dire che questo mi è servito moltissimo e l'ho capito pienamente. Ma il fatto che adesso i social hanno velocizzato anche la tipologia di informazione ha influito anche nel tuo linguaggio? Sul linguaggio no, però devo dirti che noi come categoria non siamo stati bravi ad affrontare questi tempi, perché quando qualche anno fa i social cominciarono ad entrare a gamba tesa in questo mondo, la nostra categoria non è stata brava a leggere i tempi. Non che dovesse fare chissà che, però non abbiamo compreso subito che Non si è fatta trovare pronta. non si è fatta trovare pronta, ma non perché c'era il rischio che venissimo sostituiti, perché poi alla fine la storia di adesso dice comunque il giornalista ha pur sempre il suo ruolo. Chiaro. Ma perché c'è un tipo di comunicazione che tutto è tranne che informazione. C'è un tipo di comunicazione che è pura propaganda, alla quale certamente noi non possiamo metterci a rincorrere, ma non possiamo nemmeno permettere che però diventi per la maggior parte delle persone un canale di informazione vero e proprio. Questo non è fare un bene al territorio e ai nostri tempi, è tutt'altro. Ma non si è rischiato adesso di vedere un servizio giornalistico sbriciolato in semplici titoloni e basta? Certo, perché ti dico che molta della responsabilità è anche nostra? Perché anche noi purtroppo in tanti frangenti ci siamo adeguati a questo modo di fare. E non è questo il giornalismo. Assolutamente. Ma come lo dicevo prima per il calcio, dico anche adesso, sono l'ultimo a dover fare la morale su queste cose, ma non è questo il giornalismo. Il giornalismo è quello che quando ho cominciato, e tu hai davvero più esperienza di me, ma io prima di poter scrivere un pezzo di cronaca nera ho avuto i fogli che mandavo via fax al giornale strappati, ho avuto i rimproveri al telefono fisso del mio caporedattore che mi diceva ma questo non è mestiere tuo, cambia mestiere. Oggi invece purtroppo anche noi abbiamo la responsabilità del far scrivere qualunque cosa, in qualunque modo, e non parlo di lingua italiana, che anche quello è un grave errore se sei sgrammaticato o meno, ma anche nel come ti poni nel fornire le notizie. Purtroppo qui noi abbiamo una grande responsabilità, io non so se potremo recuperare, c'è sempre tempo per sistemare le cose, però dobbiamo rendercene anche conto. Assolutamente. E a mio avviso adesso c'è un grave pericolo. A mio avviso l'intelligenza artificiale non può essere lasciata così alla merce di tutti. E dire che il nostro compito da giornalisti dovrebbe essere quello di raccontarla la verità. Soprattutto la verità. L'appello è davvero a chi ci rappresenta, a chi rappresenta la nostra categoria, perché ora il rischio è davvero serio. Quanto incide nella tua quotidianità e nel tuo lavoro comunque la figura importante della famiglia? Guarda, incide moltissimo, incide nella misura in cui, e tu lo sai benissimo per il tipo di lavoro che facciamo, incide molto anche la responsabilità del sapere di non poterci essere sempre.
perché quando noi ci mettiamo a parlare Sei di calcio... compreso? Guarda, per utilizzare una frase di mia moglie, che ripeto sempre, tu ti cerchi il lavoro anche quando il lavoro non lo devi andare a fare. È un virus. Ma è quello che dicevo prima, se lo prendi come missione è chiaro che... Noi ci mettiamo a parlare di calcio, no? Ci mettiamo a parlare di calcio, ma parlare di calcio significa che intanto vai allo stadio, intanto rimani lì. Quindi che significa? Che il sabato o la domenica o sabato e domenica sei impegnato a prestare queste cose. Magari nella famiglia tradizionale il sabato e la domenica è dedicato alla famiglia. Nel nostro caso lavori dal lunedì al venerdì, poi c'è il sabato o la domenica, ripeto, sono tante volte, tutte e due le volte sei appresso, no? Non è proprio il massimo, non è proprio un bene. Però ti ha aiutato lo stesso. Però devo dirti che sì, da parte della mia famiglia, poi, ma credo come un po' in tanti di noi, poi si comprende realmente che è un lavoro diverso, ecco. Voglio come al solito chiudere il nostro faccia a faccia con la classica domanda: qual è il tuo sogno nel cassetto? Ammesso che questo cassetto sia ancora pieno di sogni, ma io credo di sì. Ma guarda, io non ho un sogno personale. Io da quando sono diventato papà ho un sogno più che altro riferito alle prossime generazioni. Io mi auguro che quando non ci sarò più si possa realizzare il mio sogno, che è quello di aver potuto lasciare qualche cosa che possa servire da stimolo, da riferimento. Insomma, vuoi lasciare un segno anche e soprattutto alle persone vicine. Che possa essere nella tua esempio, vita. Ettore, perché poi alla fine davvero noi lo vediamo ogni giorno. Quello che stiamo vivendo non sono i tempi dei nostri genitori, sono dei tempi diversi. Noi avevamo degli esempi da seguire, probabilmente con quelli ci siamo anche formati. C'erano delle regole anche più ferme. C'erano delle regole perché avevamo loro che erano una testimonianza, sia in famiglia che anche nel mondo del lavoro. Oggi tutti questi riferimenti non ci sono più, ci sono dei caselli di sabbia e per quell'improvviso ti svegli la mattina e vedi e trovi dei ragazzi delle nuove generazioni che sono completamente spaesate perché quel castello crolla nel giro di una notte. Quello che mi piacerebbe, il mio sogno, ormai quest'anno faccio 50 anni, non è che posso sognare di fare l'astronauta o il pilota di Formula 1, Però, non lo posso più fare. Però rimane sempre comunque il cassetto. Quello che vorrei davvero è poter lasciare qualcosa che possa essere utile quando non ci sarò più. Forse è un'ambizione troppo alta, però un minimo vorrei realmente che si venisse ricordato per quello che si è fatto. E io spero che tutto ciò avvenga, perché insomma ti ritengo una persona molto valida, vera, pulita, chiara, diretta e soprattutto spontanea. Grazie Ettore, ti ringrazio. Tu sei sempre molto generoso, lo dico sempre, ma ti dà merito anche, insomma, della reputazione che porti con te, che con chiunque si parli di Ettore Tortorici non ho mai trovato una persona, un collega che mi abbia detto: ma qui Ettore, lascialo stare. No, mai. Va bene. Grazie, allora in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie Ettore. Grazie ad Anthony Di Stefano, il personaggio del nostro faccia a faccia di oggi. Appuntamento al prossimo. Tutta la redazione di Penalty vi augura una serena Pasqua e vi ricorda che vi aspettiamo mercoledì, come al solito, puntuali alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore: climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea.
Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Bentrovati a Face to Face. Oggi ospitiamo Alessandro Settineri. Ciao Alessandro, bentrovato. Grazie dell'invito, è sempre un piacere. Cercheremo di scoprire in questo faccia a faccia tante altre immagini che Alessandro Settineri, che è presente nel mondo del calcio ormai da tantissimo tempo. Ma non parto da una domanda prettamente sportiva calcistica, ma parto dal punto di vista tuo caratteriale, che non le mandi a dire, ma le dici di persona le cose. Attenzione, questo può essere anche una cosa molto giusta e corretta, ma c'è qualcosa in questo mondo del calcio che non ti piace? Ha iniziato con proprio in Ma il faccia a faccia è soft. questo, il faccia a faccia è questo. No, cerco di essere sempre una persona schietta, perché sono cresciuto con due valori di riferimento che secondo me sono importanti, che sono il rispetto di chi ho davanti e la lealtà. Quindi non mi è mai piaciuto fare mezzi giri o comunque in un mondo come il calcio, dove spesso la facciata è la cosa prioritaria, il perbenismo, i finti amici sono all'ordine del giorno. Io sono abituato in generale a essere, non è giusto dire assolutamente cattivo, anzi sono una persona estremamente disponibile con chi me lo dimostra, con chi ha queste fondamenta. Se no cerco di decifrare chi realmente ho davanti, perché comunque è un ambiente, ripeto, dove probabilmente non si dice quasi mai, sono tutti buoni, bravi, Tutti amici. Esatto. Io a questa parola do un grande valore, nel calcio credo di averne veramente pochi. Ho tante persone che stimo, che conosco, che reputo brave. Altra cosa che si usa poco nel calcio è quello di elogiare probabilmente gli altri, perché regna allora è il posto dove l'infelicità del quotidiano può essere liberata, versando probabilmente riversando sugli altri apprezzamenti poco edificanti. Quindi però è un mondo che amo, cioè, voglio dire, Fa parte della tua vita ormai. Ma ci mancherebbe, è una cosa che mi accompagna
Da tanto tempo. ormai. 49 anni a breve, quindi voglio dire. Vorrei scoprire com'è nata questa tua passione, perché hai fatto il calcio, tu addirittura sei anche un professore di educazione fisica, perché proprio il calcio e non qualche altra disciplina? No, ma allora, come ogni ragazzino sognavi di essere bravo, forte e quant'altro. E ho giocato finché ho potuto, perché comunque un guaio serio fisico mi ha segnato tanto, che è stata una frattura scomposta della caviglia in modo veramente serio. Allora l'allora medico della Cireale, dottore Torre, fu molto Sentenziò in un certo senso la molto tua diretto, un intervento complesso, un anno di rieducazione perché era saltata i 2 malleoli, qualche legamento, però non mi sono arreso, ho cercato di farlo finché ho retto, con tutti i limiti, e poi la voglia è stata quella di iniziare a allenare, l'ho fatto a 22, ho iniziato con i ragazzini. Relativamente giovane, certo. 23 giocavo e allenavo, e poi ricordo la prima esperienza con i grandi fu a Trecastagni, che ancora non potevo partecipare al corso allenatori perché ero troppo giovane, e là credo che sia stata formativo perché avevo un gruppo di persone grandi che rispettavano il ruolo che in quel momento avevo assunto, quindi da compagno passare a essere allenatore. Poi ho iniziato il mio percorso non perdendo mai di vista un obiettivo che è stata una scelta faticosa ma ponderata e soprattutto mai rinnegata, che è quello dell'insegnamento, della scuola, della famiglia. Ecco, proprio sulla famiglia volevo Sì. agganciarmi, perché poi, diciamolo pure, la famiglia ti dà l'equilibrio, no? Poi nelle scelte. Sotto questo punto di vista, il percorso della tua vita è stato anche in questo senso travagliato, oppure ha trovato gli alleati giusti nella famiglia per completare questo tuo percorso di crescita? No, allora, dico, ho un figlio con cui condivido tantissimo, no? Credo che sia risaputo, abbiamo questa passione, lui quando può accompagna me, io quando posso guardo lui nel crescere, nella sua evoluzione sportiva, ma soprattutto nella sua maturazione come ragazzo e poi forse come uomo. Credo che probabilmente il sapere che potresti essere un riferimento per tuo figlio anche nello sport è uno stimolo in più a essere una persona sempre, come dicevo prima, il più equilibrata possibile, più corretta, più leale. E ho un compito secondo me fondamentale, che è quello di fargli capire questo mondo. Che nessuno ti regala qualcosa. No, insomma, guarda, da questo punto di vista sono estremamente critico con lui, perché lo preparo A quando arriveranno anche delle quando delusioni, certo. arriverà. L'importante è che oggi si diverta, che condividiamo bene questo sport, perché rimane comunque un divertimento. A volte il calcio questo passaggio lo dimentica. Lo sottovaluta. No, proprio secondo me a volte lo dimentica perché qualcuno si atteggia A Saputello? no, a Saputello no, ma più che altro a fare il finto professionista, non negli allenamenti, nel tutto quello che contorna Agli allenamenti, gli allenamenti, e quindi le all'impegno. partite. Esatto, all'impegno vero. È vero, capito? è vero. Quindi Volto pagina, perché Sì. vorremmo anche conoscere in un certo senso il tempo libero di un allenatore. In questo caso il Zero. tuo tempo libero c'è o non c'è? Allora, E se c'è, che cosa fai nel tuo tempo libero? Ma allora, in realtà per uno che insegna, allena, non è che ti rimanga tantissimo Assolutamente. tempo. Già di per sé non ne ha chi fa solo l'allenatore. Quando ho tempo mi piace viaggiare, l'amore che ho per questo sport probabilmente mi porta spesso fuori a vedere
quelli bravi, sottolineo quelli veramente bravi, noi siamo sempre apprendisti di un mestiere Che bella parola, apprendisti di un mestiere. difficile e probabilmente un mestiere che mai nessuno saprà fare benissimo, perché ha mille sfaccettature, mille idee, Mille problematiche. problematiche infinite, perché l'allenatore è un uomo solo, perché non è una frase fatta, ma è un dato oggettivo nel calcio. E i calciatori sono tutti uguali. Nel Allora, senso- se non hai tempo libero per Sì. insomma vivere alcune No. tue passioni, vabbè, ci sarà un po' di Ci sarà un voglio dire, minimo, sì. diciamo un Anche minimo se, c'è. ahimè, quando alleno mi faccio assorbire Talmente. tantissimo da ciò che faccio. Probabilmente sono estremamente maniacale nel cercare di ogni minima sottigliezza, e quindi quel range lo accorcio ancora di più. Ancora di più. Quando non alleno cerco di godermi gli affetti più cari, gli amici, una vita comunque molto serena. Ripeto, il viaggiare è una cosa bellissima che ti apre Nuove vedute. nuovi orizzonti, ti fa conoscere persone, culture diverse, e anche il modo di vedere la vita. Quindi in base a dove vai, I confronti capisci, aiutano con realtà con diverse. esatto. Quindi tante volte dice, ma guarda, là che sono felici perché fanno questo e noi neanche lo calcoliamo, oppure guarda come potrebbero essere. Capisci le differenziazioni. Sì, È vero, è vero. in modo marcato. Alessandro, che rapporto hai con il cibo? Perché un allenatore deve stare sempre a dieta, anche perché consiglia sempre una dieta molto rigida anche ai propri calciatori. In questo caso tu che rapporto hai con il cibo? Sei una buona forchetta? Ti piace cucinare? Ecco, dacci anche una tua sfaccettatura personale. Allora, di cucinare cucino. E ho un grande difetto. Adoro i dolci e non so rinunciare proprio. Addirittura. Sì, se devo essere sincero, sì. Quindi possiamo essere in ritiro, io mangio come loro, forse meno di loro. Quindi una discreta alimentazione, però il momento del dolce è il momento più drammatico che io devo superare, perché è una tentazione forte a cui è difficile Rinunciare. rinunciare. Guarda, c'è un aneddoto, una volta a Coverciano, vabbè, c'era un grande buffet, tutti sono andati diretti, io in modo molto fugace, sei però andato sono dritto. andato dritto, sono ritornato con un piatto pieno solo di dolci, perché era talmente tanta Allora la io la ti voglia. posso Sì. comprendere perché sono uguale a te, nel senso che io preferisco dolci a tutto Mamma, il resto e quindi posso comprendere Il questa... problema è che più andiamo avanti con gli anni, lo so, è un po' più pericoloso. è più faticoso, È un po' più pericoloso. da questo punto di vista. Allora Alessandro, voglio concludere questa chiacchierata con il tuo face to face chiedendoti quali possono essere adesso le svolte non soltanto della tua carriera professionale, ma anche in prospettiva calcio mondiale. Cioè, questo calcio sta cambiando veramente? Il business lo ha letteralmente avvolto, oppure c'è ancora quel filone di passione che contraddistingue anche il gioco del football? Allora, io credo che quando tu vedi qualsiasi bambino che prende a calci qualsiasi cosa, quello è il calcio puro. Poi è sempre più azienda, anche a livelli più bassi. Oggi credo che ogni società debba essere gestita in modo aziendale, quindi in modo piramidale. Però non si può perdere la cosa che spinge tutti, la passione. Io a volte quando sono negli spogliatoi, io non credo che ci sia nessun giocatore al mondo che nel momento in cui è dentro un rettangolo possa pensare ad altro se non alla palla, al gol, all'evento. E questo è il filo conduttore che accompagna
il bambino della scuola calcio al professionista top, super, al top player. Esatto. Sì, sì, Credo è che vero. è il filo conduttore che spinge ancora oggi il calcio, perché là si ferma, è un'immagine che io ho sempre preso, si ferma tutto, cioè io nel momento in cui entro in un rettangolo mi si ferma il mondo attorno, tutto quello che mi circonda, e credo che ogni calciatore, ogni persona che ama questo sport come lo amiamo noi da tutta la vita, quello è il momento più bello, è il posto più bello dove tu puoi stare, è il tuo viaggio più bello. Guarda Alessandro, guardandoti vedo i tuoi occhi sorridere, perché quello che dici lo dici con la giusta passione e la giusta intensità. Ascolta, io dico sempre, per esempio, una volta ho fatto questo esempio in una squadra. Noi ci dobbiamo immaginare come in un grande viaggio dove ogni squadra, ogni avversario è una tappa dove tu è come se stai visitando una nuova città e quindi devi scoprire, confrontarti, probabilmente una città ti piacerà di più perché rispetto a un'altra, come lo sarà una squadra, questo grande viaggio ti porterà esperienze positive, negative, ti farà conoscere, è una grande palestra il calcio. Assolutamente. Palestra di vita, palestra comunicativa, palestra mentale, perché devi essere forte in certi momenti, quindi è uno sport allenante a 360 gradi. Quella possibilità di poter lavorare anche con realtà professionistiche ha probabilmente ancora di più accentuato questo tuo pensiero sulla veduta del calcio, probabilmente, no? Ma è stato formativo il fatto di aver lavorato tanti anni come consulente esterno, consulente tattico esterno, con realtà di Serie A, Serie B. Mi è servito a conoscere determinate dinamiche, mi è servito anche a capire i tempi Ecco, è in vero. cui poter intervenire, in cui rispettare gerarchie, rispettare anche una routine, una consuetudine. Totalmente diversa rispetto a quella del dilettantismo, no? Sì. Mi sembra logico. Oggi ci si prova, si scopiazza però, che è una cosa diversa. Il farlo diventa difficile perché ti impiega 24 ore. E ti confronti con forze Esatto. di qualità non di poco conto. Ma io direi che sai cosa veramente ti colpisce? Il comparto dirigenziale, quindi o il dividere la società in comparti stagni. Quindi quando sei e lavori con società professionistiche sai che ogni cosa ha un preposto, e questo purtroppo nel dilettantismo non è neanche Preso in considerazione. e soprattutto non è realizzabile. Cioè dobbiamo essere sinceri, non puoi avere 20 figure, probabilmente ogni figura si adopera e lo dobbiamo sempre ringraziare perché ne fa 3-4. Chiaro. Mentre Però invece tutto questo nel professionismo non c'è. no, e quindi da questo punto di vista mi ha forgiato anche nel capire le difficoltà che puoi riscontrare quando arrivi in una società Chiaro. che probabilmente ha avuto una conduzione un po' più familiare, tra virgolette, cioè nel senso più amichevole, quindi trasformarlo, cercare di migliorarla, a volte viene considerato un bene, a volte viene scambiata per presunzione. Però è anche vero che il percorso di un allenatore è sempre un percorso in continua evoluzione. Il passaggio dal professionismo al dilettantismo o viceversa è sempre molto difficoltoso, proprio perché le vedute sono spesso e volentieri diverse, no? Più che le vedute, secondo me, è la capacità di, ripeto, di intuire chi hai davanti. Gli interlocutori vanno letti ancora prima. E credimi, è più difficile nei dilettanti.
che non è Immagino, professionista. immagino. Da questo punto di vista. Alessandro, quindi è stato un piacere averti nel nostro faccia a faccia, perché così abbiamo scoperto altri tuoi lati, non dico nascosti, ma che comunque fanno parte anche del tuo percorso di crescita. Ma senza dubbio è stato un invito che ho accettato volentieri, primo perché trovo la tua iniziativa un'iniziativa veramente lodevole, perché fa conoscere probabilmente me e tanti altri allenatori o persone che fanno parte di questo di questo mondo, e anche perché hai un modo di rapportarti con tutti noi sempre garbato e lodevole. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Grazie dunque ad Alessandro Settineri, ospite del nostro faccia a faccia odierno. Appuntamento chiaramente al prossimo. È stata decisamente una puntata molto particolare, quella di questa settimana di Penalty, una puntata decisamente pasquale. Grazie per essere stati con noi, vi abbiamo presentato alcuni face to face che abbiamo realizzato in questa stagione 23-24. Ci rivedremo mercoledì prossimo, puntuali, ritorneremo a parlare di calcio giocato. Grazie per essere stati con noi ed ancora buona Pasqua.